Il mio impegno per Riese è l'impegno nei confronti di tutti i comuni italiani, che sono stati veramente quelli più tartassati. Entro la fine dell'anno il mio impegno è quello di togliere il patto di stabilità ai comuni, che li hanno veramente costretti a tagliare delle risorse che avevano, che erano la ricchezza per poter dare i servizi ai cittadini. Riccardo Fraccaro torna nella sua Riese. Parlamentare, è diventato ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta e dopo 2 mesi al governo sceglie una platea di parenti e amici che lo festeggiano come illustre cittadino riesino per l'annuncio politico a sorpresa, per dare, dice da grillino della prima ora, più potere ai cittadini e per responsabilizzare gli amministratori. Nella Marca ferita dal tracollo delle banche, qui ha sede Pasta Zara in crisi per i debiti, il ministro strappa l'applauso rinnovando un'altra promessa fatta. Noi vogliamo ristorare i truffati, quindi metteremo tutte le risorse necessarie per questo. Il ministro è a 360 gradi, la riforma delle BCC, il taglio ai vitalizi, l'autonomia, la marmolada, le sentenze si rispettano, dice, e le Olimpiadi. Qui il ministro mette le mani avanti. Noi dobbiamo prima abbassare le tasse, dobbiamo prima fare il reddito di cittadinanza, dobbiamo prima mantenere le promesse che abbiamo fatto col contratto di governo. Prima i soldi comunque li metteremo su per dare delle risposte più concrete ai cittadini e se riusciremo li metteremo anche per le Olimpiadi, ma ci sono delle priorità. Fraccaro torna a Riese, la città che dette i Natali anche ad un papa, gli ricorda il sindaco. Il ministro è emozionato, come mamma Assunta e papà Dionisio. Fra fasce tricolori e discorsi ufficiali c'è spazio anche per i ricordi, fra le braccia di Luciana Rec, la sua prof di lettere. Ma il ministro 37enne guarda al futuro. Non ho ancora fatto niente, ammette, ma ringrazia per la fiducia. Non ero così emozionato da quando ho giurato sulla Costituzione, è stato bellissimo e spero di ripagare questo affetto.